La magia del beach soccer continua al Beach Stadium Matteo Valenti di Viareggio, terzo quarto di finale scudetto ancora una volta. Buon pomeriggio da Peppe Di Giovanni in campo. Astalav Napoli e Friuli Venezia Giulia, entrambe vincitrici di 2 regular season, perché l'FVG ha vinto la pool promozione stradominandola con 18 punti in classifica e guadagnandosi l'accesso alla prossima pool scudetto. A questa Final 8 sono 18 i punti anche per l'Azzolab Napoli di Andrea Sannino, che è arrivato primo a pari merito con il Viareggio, ma premiato dagli scontri diretti. Un Napoli che ha giocato una grande stagione regolare, la sua prima vittoria in stagione regolare fanno partire il Napoli come favorito dalla parte sinistra nella tabellone. Napoli che, se dovesse passare, incrocerà il Catania Beach Soccer domani ore 17, prima diretta da Zon nelle due previste per quanto riguarda le due semifinali. A bordo campo è già pronto uno dei miei compagni di viaggio, Attilio Scuderi. Ciao Attilio. Ciao compagno, ben trovato, buon pomeriggio anche a te. Stiamo per raccontare questo terzo quarto di finale dopo le qualificazioni dell'Energy Pisa e del Catania Beach Soccer. Napoli, come hai detto bene tu, ha fatto una grande regular season, la grande sorpresa nella pool promozione, o forse no, perché vedendo le grandi individualità il Friuli Venezia Giulia, e siamo pronti per vivere una partita secondo me molto interessante. Gli arbitri sono Pavone di Forlì, Spezzati di Padova al crono, Bottalico di Bari per il Napoli. Tutto come ci aspettavamo, con Battini, Antonio Sciacca alla Moxedano, Palmacci, Casolare, Bochigna, Cuman, Caruso e Loffredo a disposizione di Andrea Sannino. Per l'FVG c'è un'assenza che vale come un macigno, quella del capocannoniere della pool promozione, Duwerson Vieira Puresa, o se preferite De Mais, assente in questo match. Per l'FVG ci sono Tagliarui, Spacca, Salvatori, Elliott, Cinquini, Ietri, Lamidi, De Baronio, Francesconi, Ritz e Lavanga a disposizione di Amedeo Russo e dello staff di Peppe Morciano con Angelo Schirinzio. Una squadra che ha fatto le cose per benissimo. L'FVG è riuscita a dominare la pool promozione. Oggi comunque, anche senza la stella di De Mais, può schierarsi con un quintetto di grandissima qualità, la base della Svizzera che ha vinto i giochi europei in Polonia, vale a dire Elliott e Spacca. Con loro ci sono Tagliarui, Elamidi e Ietri. Questo è il quintetto base per l'FVG. Napoli che deve ritrovare il miglior Bochigna, che ha avuto qualche problema fisico nella tappa di Ciron Marina, ma andrei a fare un salto da tiro prima dell'inizio. Sicuramente è vero che il Napoli ha più rotazioni, però l'FVG è una squadra che nei 5 può tranquillamente fare partita anche contro il Napoli campione nella regular season. Sì, è quello che stavo dicendo precedentemente sulla curiosità da parte mia di questa partita. Napoli è andato come un treno, però questo Friuli Venezia Giulia ha un quintetto di tutto rispetto. È vero, manca De Mais, però è anche vero che bisogna prenderlo con le pinze, non bisogna dare ossigeno. Secondo me sarà una partita molto bella e nello stesso tempo, secondo me, il primo tempo sarà molto importante. De Mais che dovrebbe rientrerà domani in ogni caso per giocare la semifinale, o a vincere o a perdere. Chiaramente ci passa tutta la differenza del mondo. Vediamo però con il portiere maestro nel gioco all'attacco Elliott come l'FVG metterà in scena il suo quadrato. Abbiamo visto il quadrato della Roma con Quanmi in porta nella partita con il Pisa. Oggi in questo match vediamo l'evoluzione di questa idea, con Spacca che torna da Elliott. Il possesso palla sarà largamente in favore del Friuli Venezia Giulia. Spacca viene all'interno, calcia col sinistro, Ietri davanti a Battini, tocca questo pallone che finisce direttamente sul fondo con la deviazione dei Battini. Buona chance per l'ex pivot dell'Epicarra San Benedettese. Ietri va a battere nel calcio d'angolo, in aria c'è Elamidi. Ovviamente il quadrato con Ietri ed Elamidi consente all'FVG di giocare con due giocatori così offensivi, perché c'è Elliott in porta e quindi si può sostenere sia Ietri che Elamidi davanti. Sì, questo sì, infatti sono curioso di vedere come coach Sannino, attenzione. Sì, qui il tiro di Elliott con l'intervento di Battini, vai pure. No, dico, sono curioso di vedere come coach Sannino cercherà di mettere. Sciacca con l'intervento di Elliott, calcio d'angolo per il Napoli. Con un piede Elliott riesce a cancellare la giocata di Fabio Sciacca ed è sicuramente una parata da top parate quella di Elliott. 1 minuto e
21 all'inizio di Napoli FVG, testa di Alla, salvataggio quasi sulla linea di Tagliarui. Ancora Alla, poi torniamo da Attilio. 1 contro 1 con Ietri, lo aspetta lì, Alla si ferma, l'ex Anfan prodige del Terracina, adesso non è più Anfan ma è rimasto prodige, Sciacca butta il pallone fuori, rimessa laterale per Tagliarui, ex Pisa, il giocatore che nell'FVG ha fatto tutta la regular season, l'ha fatta benissimo FVG, che ha anche avuto il merito di battere il Pisa nell'ottavo di Coppa Italia, poi il Pisa come miglior perdente il giorno dopo ha risfidato l'FVG eliminandolo dalla competizione. È la Miti, rovesciata che prende la schiena di Antonio, Sciacca interviene break, Sciacca 1 contro tutti, dicevi Atti, interessante la doppia coppia con Elamidi e Ietri da una parte, Sciacca e Alla dall'altra. Il problema per Elamidi è che sulle sue tracce si è messo Antonio, secondo me, credo anche secondo te, fra i primi 3 almeno giocatori della stagione. Sì, no, quello sì, perché Antonio concede veramente poco, ma poi non sono pivot puri quelli di Sannino, quindi tenderanno sempre ad allargare quelle che sono le maglie della fase difensiva del Friuli, però per adesso giocano uomo con uomo, è la sfida dei duelli tra Napoli, Beach Soccer e Friuli. Sciacca porta all'interno questo pallone, sbatte su Sandro Spaccarotella, alleggerisce su Elliott, lunga per Ietri, complicato il primo controllo, ovviamente sulle sue tracce c'è sempre Antonio, straripante per condizione atletica, per fiducia in questa stagione. Alla trova la deviazione di Tagliarui, torna indietro per Battini, Battini corto da Rafael Bochigna, Bochigna in condizione straripante a Catania anche nelle prime tappe, soprattutto a San Benedetto. A Cirò non è stato bene, ha giocato molto poco, ma è la carta di fatto vincente del Napoli. Battini torna da Antonio, 1 contro 1 con Ietri che lo aspetta lì, palleggi di Antonio che va nuovamente da Alex Battini, che non è Elliott con i piedi ma grande proprietà, infatti calcia col destro, palla alta sopra la traversa. Abbiamo ancora negli occhi Atti quel gol bellissimo che Battini ha segnato al Catania. Sì, assolutamente sì, ma ce l'ha Battini, è stato uno dei primi portieri in Italia a fare questo, quindi è uno che sa come sfruttare bene il suo calcio, sa bene come avanzare. Come vedi Napoli, se riesce ad alzare la pressione non permette neanche possesso a Elliott, Sì, Elliott che non sta sviluppando il suo gioco classico. Bochini e Antonio breccano. Antonio spacca senza una mano in faccia come chiedeva tutta la panchina del Napoli. Spacca contro Sciacca, 7 contro 7, appoggio per Elliott. Palleggia con palla accomodata e destro di Elliott, la testa di Antonio che non si fa mai male, rimessa laterale in zona d'attacco per il Friuli Venezia Giulia. 4:15 dall'inizio del match, ancora 0-0 a Viareggio. Vi ricordo che l'ultima gara della giornata con Attilio Scuderi sempre a bordo campo, il racconto di Matteo Santi vede il Viareggio protagonista contro l'Epicar San Benedettese. Sarà probabilmente tutto esaurito il Beach Stadium. Matteo Valenti, Bochigna da terra, alla fine viene caricato irregolarmente Bochigna, anche se viene fischiata forse palla trattenuta da parte del numero 19 e così sarà calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia, quindi segnalata la palla trattenuta. Calcio di punizione con Tagliarui che sul pallone. Intanto Peppe è pronta artiglieria per Sannino perché entra Kuman, è entrato Pablito, Palmacci, pronto Moxedano che in questo momento sta vivendo un periodo d'oro, appena scende in campo fa sempre gol, però è interessante adesso questo calcio di punizione da parte di Tagliarui. Sappiamo essere un giocatore da quella distanza può sicuramente impensierire Battini. Ti stanno seguendo sempre di più sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti. Seguiamo Tagliarui, Battini in calcio d'angolo per l'FVG. Un saluto ad Erika e Giulia collegate costantemente sul segnale e sul canale Lega Nazionale Dilettanti. Calcio d'angolo per il Friuli Venezia Giulia, si muove Ietri contro movimento, interviene Antonio con il petto di partenza con Moxedano, campo spalancato e c'è la legge di Moxedano che sta vivendo una stagione da sogno. Moxedano porta in vantaggio il Napoli 1-0, peraltro con il piede non suo, con il destro
Ma quanto in fiducia Moxedano, Atti? No, ma in questo momento sai chi mi ricorda? Totò Schillaci anni 90. Appena entra fa gol e continua a fare gol il capitano del Napoli. Non si ferma, ha cominciato a Catania, non si è più fermato e continua a essere decisivo. 10° gol di Moxedano in stagione, 10 come il suo numero di maglia, raggiunge Leo Martins, hanno fatto meglio solo Zelukas ed Eudin, sono numeri francamente mai avuti per quella che è palesemente la sua miglior stagione. E la Midi prova a saltare con la testa, ma c'è sempre Antonio su quel pallone, lancia lungo per Miguel Santiso, se preferite Kuman, Tagliarui, calcia con il destro, palla alta sopra la traversa, prova a reagire la squadra di Peppe Morciano, di Angelo Schirinzi, di Amedeo Russo a questo svantaggio. Moxedano in campo aperto con un poco sotto misura, ha avuto la freddezza di battere Elliott. Palmacci, scambio corto con Antonio, arriva Spacca che la porta in avanti, poi Antonio, dribbling, messo giù da Spacca, calcio di punizione. C'è da dire, Atti, che ti puoi permettere anche di giocare con 2 avanti e un terzo che viene su quando hai un'assicurazione sulla vita dietro come Antonio. Antonio l'anno scorso ha fatto un campionato impressionante col Catania Beach, è stato un muro. Bravo Napoli a portarlo nel club azzurro. È uno dei migliori difensori centrali del beach soccer, secondo me internazionale. Può crescere ancora tantissimo, è giovanissimo, fisico impressionante, ma poi anche grande senso tattico, perché quando si sgancia e quando riesce a far partire anche il suo destro diventa letale anche in fase offensiva. Intanto è entrato Cinquini nelle Friuli Venezia Giulia, che ti devo dire, secondo me è sul pezzo, la partita è lunga, De Mais però si sente l'assenza. Destro di Antonio, non a caso Newellson Viera Puresa è il miglior marcatore della pool promozione, un giocatore che ha stradominato il campionato. Intanto prova la girata a Cinquini, non gli riesce questo tipo di giocata, pallone che finisce alto sopra la traversa. Palmacci recupera questo pallone, vuole Moxedano, primo controllo di Moxedano, lo aspetta lì Tagliarui, bel duello, differenza anche fisica, ma Moxedano vuole preparare la rovesciata, si butta sul pallone Pablito Palmacci, non ci arriva per centimetri. Altra analisi che dobbiamo fare, Atti, è quella su Palmacci, che sta scoprendo una terza, forse quarta giovinezza, un giocatore che non smette mai di stupire. Alla Vasco Rossi sui suoi social dopo il gol bellissimo contro il Catania ha scritto "io sono ancora qua", e c'ha ragione lui. Ma sì, ma non sarà, ripeto, è un giocatore immenso, è un giocatore che non ha bisogno di presentazione, è uno che ha scritto una pagina pazzesca del beach soccer italiano e internazionale. Sai cosa mi sembra? Che Sannino è anche un buon giardiniere. Sai quando la rosa sembra un po' appassita, la tagli giusta, ritorna a fiorire. E Palmacci secondo me sta vivendo, anche per una cura del fisico importante, una seconda giovinezza. Pallone giocato largo a sinistra dove c'è la gestione di Tagliarui, appoggio verso Elliott, palleggi di Elliott, lo aspetta lì Palmacci, apre tutto per Sandro Spaccarotella. Sandro Spaccarotella contro Palmacci, destro di Spacca, Battini sul suo palo, palla in calcio d'angolo. Peppe, scusami, vedi per esempio la giocata adesso di... Seguiamo l'azione, scusami. Sì, va la giocata dietro, continua Tirio, vai. No, dicevo, vedi la giocata prima di Elliott, lo scarico su Spaccarotella. Deve essere anche più coraggioso Elliott, perché se si fosse proposto sulla stessa perpendicolare poteva anche calciare lui. Ecco, un po' più di spavalderia secondo me nel Friuli ci starebbe. Sì, è vero che il Friuli, a differenza di quello che ci ha mostrato per tutta la regular season, è un po' più timido. Oggi chiaramente torniamo a battere a coppe, come si dice. L'assenza di De Mais anche a livello di personalità può pesare tantissimo. Pallone gestito da Kuman, cerca Palmacci, volando come faceva 10 anni fa. Paolino Palmacci, ferma ancora il tempo, 4-0 per il Napoli. Che giocata di Palmacci. Signori, c'è solo da applaudire questo giocatore, immenso. Guarda, io ti direi, ma Del Duca perché non ci pensa di nuovo? Anche perché può essere veramente la grande scheggia quando entra e può cambiare gli equilibri. Sta benissimo, segna ancora. E Pablito Palmacci diventa sempre di più un uomo simbolo anche di questo Napoli che intanto raddoppia. Però è lungo
la partita, e la partita è lunga, lunghissima. Sì, hai detto benissimo, il problema dell'FVG è la timidezza in questo momento, non sta giocando una brutta partita, però il Napoli dà la sensazione di amministrarla e di capire i momenti in cui deve affondare. Rimessa laterale con la palla già giocata per Elliott. Adesso spacca, vuole il sinistro, Elamidi in area, Elamidi! Il guizzo di Elamidi, sinistro in buca d'angolo, gran diagonale di Elamidi. Una Zedine Elamidi che ci ha abituato a fare rovesciate fantastiche. Stavolta fa un gol di rapina molto utile per dimezzare lo svantaggio. Assolutamente sì, è quello che dicevo prima, la partita è lunga, la partita, il beach soccer è questo e la Midi mette un sigillo importante nel momento stesso in cui il Friuli Venezia Giulia ha pressato con due pivot più alti e quindi Antonio va un po' più in difficoltà. Bochigna e Antonio per ricominciare per l'Al-Salam Napoli, e questo è un gol vitale per l'FVG. Si sarebbe messa non bene la gara se il Napoli avesse finito il primo tempo con 2 gol di vantaggio. Alla apre tutto per Fabio Sciacca, liscio, poi spacca, interviene su Sciacca che però se la riprende, ha visto per un attimo Elliott fuori dai pali, pazza idea, poi con il tacco cerca il tunnel, alla fine spacca, concede calcio d'angolo al Napoli che mi sembra su quel lato, il lato destro, soffre, o meglio è il Napoli che attacca molto di più l'FVG, non riesce a trovare troppe contromisure. Sì, è vero, perché non riescono a scalare bene, quindi qui ancora prova Sciacca la giocata, poi arriva Ovidio Alla, si aggiusta il pallone per un'altra rovesciata che non riesce. no, ti dicevo perché non riescono a scalare bene, perché Ietri forse non riesce a garantire il non possesso subito con la stessa elasticità e velocità che può farlo anche la Midio, o può ripiegare spaccarotella e spesso spacca, si trova 2 contro 1. Tagliarui, c'è pressione di Sciacca che poi desiste, lascia palleggiare Elliott e Tagliarui, classica giocata dei due, viene a fare quadrato Ietri, poi è Lamidi sulla schiena di Antonio che non si fa male neanche in questo caso. 2:23 alla fine del primo tempo. Elliott alza per Azzedine Lamidi, si aggiusta la palla per un'altra rovesciata, sbatte su Antonio, poi Tagliarui, nuovamente Elliott, contatto con Elliott che va a giocare largo verso Tagliarui. C'è stato un contrasto fra Antonio e Elamidi che è finito per terra. Adesso si va a chiarire la situazione con Antonio che si è già rimesso in piedi. Francamente Antonio non l'abbiamo quasi mai visto soffrire nei duelli fisici. Elamidi si sta rialzando, continua a essere un duello molto affascinante, quello inedito fra Antonio e Azzedine Elamidi. Te la butto in prospettiva, sì. No? Al di là di come andrà questa partita, sì, l'FVG per come ha allestito questa squadra è una squadra che l'anno prossimo può fare un figurone in Puscudetto. Ne sono convinto. Anche senza cambiare praticamente, rimanendo così. No, non cambierà, cambierà poco e inserirà. Almeno è stata questa anche l'intenzione nelle parole dei dirigenti con la vittoria della pool promozione. Prima si lamentava coach Sannino per un presunto fallo su Antonio da parte di Elamidi. L'arbitro ha richiamato un po' l'allenatore del Napoli dicendo non c'è nulla, i colleghi hanno visto bene, basta. Ovidio Alla tocca all'indietro per Alex Battini, palla già giocata verso Bochigna, ancora per Alla che trova una rovesciata atipica che quasi entra in porta, poi Elliott riesce in qualche modo a intervenire, gioca con Tagliarui nuovamente per Elliott, Ietri si è già messo sul primo palo, sul secondo c'è Elamidi, quadrato esasperato per l'FVG. Elliott prova a cambiare gioco, Antonio interviene, poi Fabio Sciacca si ferma, Sciacca guarda la porta, Sciacca palleggio, Sciacca assist per Alla e qui la gestiscono male perché erano 3 contro 2. Elliott lungo per Elamidi, testa di Antonio, Sciacca stoppa e pensa. Apre per Bochigna, poi Alla in area, Alla rovesciata tentata, provata, palla sul fondo, tutto nasce dall'ex centrocampista del Catania Calcio Fabio Sciacca che insomma quando deve ispirare qualcuno ha sempre le idee molto chiare, cerca il gol olimpico, Elliott stringe la posizione, ritrova il pallone e allora Tagliarui può ripartire, Sciacca lo insegue.
battere con Ale Ietri, ma insomma Elliott ci ha fatto capire che la partita può anche andare in un certo modo, Atti. Poi però quando c'è uno che calcia così da tutte le posizioni può cambiare le partite. Assolutamente sì. Adesso andiamo a sentire un po' il break da parte di coach Russo con il Napoli in vantaggio 2-1. Curioso di sapere e sentire cosa dice l'allenatore del Friuli Venezia Giulia. Sì, ovviamente fra poco ci aggiornerai. Io vi ricordo che al termine di questa partita ci sarà l'ultima gara della giornata, l'ultimo quarto di finale, quello fra Epicar San Benedettese e Parma e Viareggio. Ovviamente si riempirà il Beach Stadium Matteo Valenti. Qui c'è una febbre da Viareggio che forse non c'è da nessun'altra parte d'Italia, solo a Terracina e a San Benedetto si può pareggiare questo tipo di torsida e di trasporto. Insomma, bambini che spesso si ritrovano da piccolissimi già a giocare a beach soccer. Tutto nasce dai ragazzi del Muretto del Viareggio, una storia meravigliosa che poi è stata tramandata di padre in figlio, di fratello in fratello, e infatti l'Under 20 ha vinto tutto quello che si poteva vincere fino a questo momento. Attilio. Sì, allora dalla panchina del Friuli Venezia Giulia ci sono le indicazioni da parte di Russo, che ha detto intanto vuole un'aggressione maggiore sul secondo palo, cioè hanno attaccato da sinistra verso destra, voleva un'aggressione sul secondo palo costante, perché dice spesso siamo soli, quindi alziamo la testa, lo chiedeva anche a Spaccarotella, guardiamo sempre perché abbiamo l'uomo libero. Poi a Ietri ha detto dobbiamo calciare, dobbiamo avere più coraggio, non per forza dobbiamo per forza cercare l'uomo, quando lo sentiamo dobbiamo cercare la porta perché la riprendiamo così. Vado da Napoli, Peppe. Sì, vai libero. Ovviamente abbiamo questo time out con il bordocampista mobile per non perdersi neanche un secondo della magia di questi quarti di finale, grazie al lavoro fantastico dei miei amici di Go Streaming Comunicazione, Marco e Giovanni, su tutti a capeggiare, a essere imperiali sul team, e poi tutti gli altri ragazzi che hanno ripreso tutte le partite di questa stagione, lo ripetiamo, tutte le gare di questa stagione le abbiamo raccontate sul canale ufficiale Lega Nazionale Dilettanti e poi anche sul canale Beach Soccer Italia. Vi ricordo che lì troverete tutte le partite a perdere di questa Final 8. Domani invece andiamo ai main event, ore 17, prima semifinale in questo momento sarebbe Catania-Napoli, a seguire seconda semifinale sarebbe Pisa contro una fra Viareggio ed Epicar San Benedettese. Attilio, per capire cosa è successo. Allora, intanto incitamento di Battini, intanto entrerà Caruso nel secondo tempo, quindi Stefano Caruso difenderà i pali. Battini ha detto c'è solo un segreto, stiamo uniti, compatti, andiamo a vincere questa partita. Poi le indicazioni di coach Sannino sono state prettamente quelle: state attenti a come si muovono sia Tagliarui che Spacca, perché spesso danno la superiorità numerica, e forse è quello che voleva proprio coach Russo, cioè l'aggressione del secondo palo. La stessa cosa ha detto Sannino nella fase di copertura. Altro dato che ti do da parte del Friuli Venezia Giulia lo ha dato Schirinzi, e lo ha dato in panchina, un giocatore immenso, Schirinzi, che sta lì, ha detto non possiamo prendere gol come l'abbiamo preso, perché l'abbiamo preso in contropiede, dobbiamo essere noi belli solidi e poi trovare la giocata. Sì, sicuramente il gol di Moxedano non può essere preso da una squadra che arriva qui da non favorita, più il primo che il secondo è una gran giocata con assist e la volée di Palmacci. Qui De Baronio prova a ostacolare le conclusioni, alla fine interviene sul pallone Caruso. Rimessa laterale per l'FVG, Caruso che come sempre nei secondi tempi sostituisce Battini. Un'altra chiave per il successo del Napoli è, Attilio, il fatto che il Napoli cambia portiere e mette praticamente un titolare, perché Caruso non si può definire secondo. Guarda, io lo conosco da quando ha mosso i primi vagiti sulla sabbia. Portiere, io ti do anche una curiosità, era stato cercato dalla Juventus quando aveva 15 anni. Perché aveva un gran talento. Stefano Caruso, portiere di calcio 11, anche molto forte nelle categorie quelle minori. Nel beach soccer ha fatto un'evoluzione straordinaria, era partito molto timido da secondo nel Catania Beach Soccer, poi si è guadagnato sempre di più galloni da titolare. Oggi è una certezza, o Battini o Caruso, o Caruso o Battini. Il Napoli secondo me sta messo benissimo. Calcio di punizione per Paolo Palmacci e per il Napoli.
Occasione importante per la leggenda del beach soccer italiano e non solo, un'infinità di trofei fra il 2011 e il 2015 con la maglia del Terracina, poi l'esperienza a Catania, poi a Napoli, il cambio di ruolo da pivot a esterno d'attacco, un giocatore che è stato di fatto prima allievo dei vari Pasquali, feudi, dei vari monumenti del Terracina di Emiliano Del Duca, che fece tremare l'Italia e l'Europa all'inizio del decennio scorso. Poi Pablito è diventato di per sé leggenda e oggi Attilio è un trascinatore per i ragazzi più giovani. No, ma sì, guarda, io ti ripeto, non ho più parole per definire Paolo Palmacci. Intanto seguiamo questo calcio di punizione perché lì lui la sa piazzare anche bene. È vero anche che Elliott copre la porta in stile Van der Sar. Calcio di punizione. Palmacci forte, Elliott, queste sono le sue parate. Sì, sarei andato più di giustezza, sinceramente. Invece ha preferito la potenza Paolo Palmacci. Invece il suo piede educato poteva prevedere anche qualcosa di diverso. Koeman che cerca la conclusione da quella posizione. Idea complicata da realizzare per Miguel Santinzo. Calcio d'angolo per il Napoli. Koeman da Moxedano, poi ci mette il corpo, Ietri lascia scorrere per Elliott. Lunga per Spacca, interviene Koeman che sta giocando una buona partita. La palla però finisce in fallo laterale, rimessa in gioco per il Friuli Venezia Giulia. La va a battere Sandro Spaccarotella. Rimessa che Spacca va a giocare direttamente su Elliott, più largo a sinistra c'è Tagliarui. Corto per Spacca, Tagliarui si infila in mezzo a due avversari, poi interviene Antonio. Antonio in mezzo a due giganteggia contro Ietri, poi Spacca, male per Elliott, e allora si infila Koeman. Elliott sulla conclusione di Koeman, che rischio per l'FVG qui con questo appoggio sbagliato di un giocatore così esperto come Sandro. Spacca, cerca pallone verticale per la rovesciata di De Baronio, che è un'altra variante davanti, non c'è Namidi in questo frangente. Palmacci, stop e non calcia. Palmacci preferisce la rovesciata, prende il pallone con la punta delle dita e quindi non riesce a dare il giro giusto alla sua conclusione. Dicevo, i ripiegamenti di Koeman, Peppe, sono quelli voluti da Sannino, anche il recupero prima nell'azione che ha tentato il Friuli Venezia Giulia. Vuole da lui questi movimenti, vuole questo volume per cercare di coprire sempre di più campo, soprattutto nella fase di non possesso. Palmacci, lo aspetta lì Tagliarui, vicino c'è Stefano Caruso che riceve questo pallone, lo appoggia nella zona di Antonio. Antonio contro Ale Ietri, conduzione, poi Palmacci ancora con Koeman vicino. Koeman fa un movimento esterno, poi taglia da destra a sinistra. Antonio, ovviamente il Napoli gestisce il risultato, anche se è un'inezia, un gol nel beach soccer, ma con Antonio e Palmacci si può permettere di gestire il tempo. Antonio però la passa ad Elliott che recupera posizione e pallone. Lamidi. Elliott cerca di collaborare con questo pallone giocato sulla destra. Primo dribbling di Cinquini che vuole il destro, palla che finisce sul fondo. Buon lavoro di Stefano Cinquini. Caruso va già da Antonio, alza questo pallone Antonio con Cinquini che recupera posizione pallone. Adesso un'altra chiave, Attilio, può essere le prime rotazioni vere dell'FVG, che ovviamente non può reggere con quei 4 sempre in campo. Ci sono Cinquini, prima c'è stata De Baronio, c'è bisogno anche dell'apporto dei giocatori che giocano meno per cercare di tenere in piedi la partita. Abbiamo visto, no? In Pisa-Roma 2 tempi con poche rotazioni, la Roma ha retto, nel terzo tempo è venuta fuori la qualità del Pisa. Sì, ma è questa un'altra chiave di lettura, cioè le panchine lunghe. Attenzione. Con la gran parata di Caruso, bravissimo ancora con Tagliarui che ci aveva provato, ma Caruso continua a regalarci super parate e questa, Attilio, mi permetto di dire, è sicuramente una parata da top parate, quella di Caruso, minuto 4:30 nel secondo tempo di Napoli FVG. Sì, sono le sue parate, perché lui distinto quando va a mezza altezza diventa un portiere
straordinario. E guarda le rotazioni, ora è entrato nuovamente Bochigna, è entrato Fabio Sciacca, rimane Paolo Palmacci, attenzione. Palmacci prova ad andare rovesciata, Murato arriva, Bochigna destra sul fondo, non abbiamo visto nell'FVG questo ragazzo Lavanga che ci era piaciuto tantissimo nel corso della regular season, magari lo vedremo dopo. E infatti mi stavo chiedendo il perché ancora non fosse entrato, perché è un ragazzo 2005 se non scuola sbaglio. udinese, Sì. un ragazzo sicuramente che si è fatto notare, il più giovane marcatore nei campionati ovviamente non under 20 di Puscodetto e Pol Promozione nella storia della beach soccer targato LND. Qui è la Midi, monta addosso a Fabio Sciacca, gioco fermo, partita però molto scorrevole, 5:35 dall'inizio del secondo, Napoli 2 FVG 1. Sì, ha qualcosa da ridire Fabio Sciacca della Midi, che adesso si scusa, ha preso un colpo alla nuca, l'ex centrocampista della Catania, del Vicenza, insomma Fabio Sciacca, un peccato per gli infortuni che ha avuto nel calcio a 11, ma sarebbe stato uno dei centrocampisti italiani più importanti, lanciato dalla nazionale anche di Rocca, la nazionale under 20, era lì pronto, fece un gran gol anche al mondiale, insomma. Però adesso nel beach soccer è sempre diventato un grandissimo. Molto bene anche nel beach soccer, nazionale fisso, e ha fatto bene a Catania, sta facendo bene a Napoli, insomma un ragazzo peraltro anche dallo spessore molto importante. Un ragazzo con un cuore grande così, ecco. Tagliaroi, rovesciata, Ietri vuole arrivarci, diventa praticamente un assist per Spacca, arriva Bochigna come un trattore, Bochigna si è spalancato il campo, Ietri alla disperata, Bochigna, rientro, appoggio per Sciacca, palla scomoda, Sciacca non calcia più, Sciacca contro Spacca, non è un gioco di parole, rimessa per il Napoli. Cercato Alla, primo controllo di Alla che però si perde con questo secondo tentativo di tenere il pallone vivo, poi Azzedine e la Midi la butta via, Antonio recupera pallone e posizione. 1 contro 1 di Antonio, lo aspettano lì. Antonio vuole andare verso Bochigna, controllo di Bochigna contro Ietri, si muove Ovidio Alla, Bochigna torna ad Antonio forte, conclusione un po' masticata quella del centrale difensivo del Napoli. Napoli che però, almeno la mia impressione a tiro da diversi minuti, non è più così pericoloso dalle parti di Elio. Sì, sono d'accordo. Intanto continua a essere l'ossigeno del Friuli Venezia Giulia Cinquini, che dà cambi a tutti. Però a questi non sappiamo se, poi magari glielo chiederemo se ci sarà tempo a coach Russo, però è vero, non riesce più a essere pericoloso come prima il Napoli. Cerca Tagliaroi, vi ricordo in caso di parità overtime da 3 minuti, pallonetta di Sciacca, non si abbassa. Bochigna chiede a Elliott di aspettare, palla profonda per Cinquini, alla fine aveva chiuso Antonio, non se ne erano accorti quelli dell'FVG. Qui Caruso va a dire qualcosa a Cinquini, Bochigna ancora per terra con problemi fisici per il 19 del Napoli. Anzi, è molto importante secondo me, proviamo anche a capire in che condizione è realmente Bochigna, visto che l'avevamo visto sicuramente non perfettamente in forma nella tappa di Ciron Marina, quindi... Ma sai, però sembra non essere il Bochigna, ti dico... Sì, di inizio stagione. Di inizio stagione. È vero che quando alza i pantaloncini è un po' e li mette... scopre il quadricipite, è un po' come quando Stallone gira il cappellino di Over the Top, Sì, però è anche vero che non ci sono le sue accelerate, non ci sono le sue giocate personali, quindi forse non sta benissimo. Riprende il gioco con l'FVG che ha sportivamente restituito il pallone alla squadra di Andrea Sannino, rientrato sulla panchina del Napoli dopo l'esperienza con il Naxos. Sannino è stato prima allenatore e giocatore nella squadra, quest'anno ha ripreso il posto da capo allenatore della squadra dopo la parentesi con Amorosetti da parte del Napoli. Napoli che lo scorso anno, vale la pena ricordarlo, arrivò in semifinale battendo la Samp ai quarti, poi venne di fatto distrutto dal Pisa in semifinale, finì 6-0. Ma quello, Attilio, era un Pisa che francamente era ingiocabile praticamente per tutti. Solo il Viareggio riuscì a fare partita nella finale. Sì, però credo che anche il Napoli sia molto diverso nella consapevolezza, anche non solo nei giocatori,
ma nella consapevolezza, perché forse è mancato sempre questo. Intanto Sciacca sembrava Alberto Tomba, andava Sì. via con i paletti come a Sestriere. Alla interviene, ancora Sciacca si muove, lo cerca, Alla, Sciacca, gran controllo in aria, poi interviene a chiudere molto bene Cinquini, che passa davanti a Fabio Sciacca ed è bravissimo a prendersi il calcio di punizione. Calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia, lo va a battere Cinquini, posizione direi proibitiva per il destro di Cinquini, che probabilmente vuole provarci lo stesso. Però è vero, il Napoli sembra aver abbassato un po' di intensità, che poi è anche la sua caratteristica migliore, Peppe. Questo sicuramente in questo momento ha facilitato un po' il Friuli, che però ha impegnato fondamentalmente solo una volta Caruso. Calcio di punizione con Cinquini, vediamo se vuole la porta, ci va! Palla alta sopra la traversa, come ha calciato Cinquini. Brividone per Caruso in una partita non spettacolare ma molto tirata, e ogni volta che il Napoli batte un colpo l'FVG risponde sempre. Kuman, Caruso, lungo, Alla con Elamidi, palla che rimane lì per Ovidio Alla, interviene su questa palla ancora Cinquini, ancora giù, ma stavolta senza fallo. Poi Elamidi e Bocchigna, non ci sono falli, Elamidi a corpo morto, interviene con Elliott, Elamidi per terra, Elliott lo osserva, poi gioca la palla profonda per Tagliarui, lascia passare Tagliarui contro Caruso, Tagliarui sull'esterno con Kuman, buona idea per andare su Cinquini, che adesso si vuole preparare per la rovesciata. Caruso cerca Antonio, corre Antonio, prova a dribblare ma esternamente, gioco di gambe sinistro, destro sinistro, con la palla che finisce all'interno dell'area di rigore. Poi Elliott non può ricominciare il gioco perché c'è un altro intervento falloso in aria. Abbiamo detto no, Atti, un gioco scorrevole nel primo tempo e mezzo, adesso cominciano a pesare tutti i minuti che passano e sta cambiando il copione della partita. Dico, l'hai chiamato, sta per entrare Lavanga assieme a Spaccarotella, quindi forse è venuto il momento del giovane 2005 che ha fatto benissimo nella pool promozione. Esce Bocchigna, rientra Paolo Palmacci. Il 5 e l'approvazione sulla prestazione da parte di coach Sannino a Bocchigna. Adesso ci sarà un altro calcio di punizione, prima l'ha calciato bene Cinquini, la palla si è abbassata, poteva diventare pericolosissima. C'è da capire, ora qui scherzo con te Peppe, si è preso la camera d'aria del pallone o no, no? C'era la storia della camera d'aria quando calciava Pirlo, no? Nella maledetta. Calcio di punizione con Cinquini che può andare a calciare, vediamo se ci riprova. Prima ci è andato vicinissimo, altro destro, stavolta basso, con la palla che sbatte sulla sabbia, viene ritrovata da Stefano Caruso. Antonio, ancora Antonio contro Ietri, palla per Kuman. Antonio in porta con Elliott che interviene, ripartenza con Ietri che può portarla dall'altra parte. Ietri preferisce andare da Tagliarui, 100 secondi al secondo intervallo e ultimo se non si dovesse andare all'overtime. Qui Cinquini contro tutti, Alla contro Cinquini che apre verso Spacca. Il paradosso della partita, Elliott fa meglio in porta che con i piedi in questa partita, È vero, ed è merito del Napoli che l'ha fatto giocare poco. Lavanga irrompe sul pallone, ma c'è Alla, palla lunga di Caruso per Palmacci, in area Palmacci! Palmacci! Un solo movimento per un capolavoro, 3-1 per il Napoli. Ma in che condizione è Pablito Palmacci? Una autentica poesia chiamata beach soccer, perché quando vediamo colpi del genere in una frazione di secondo, stoppa col petto, la gira con l'esterno in un fazzoletto, per un giocatore, ripeto, che non ha limiti. Top goal assicurata, limiti. Pablito Palmacci, minuto 10:49 del secondo tempo, un movimento capolavoro.
Io vi ricordo ovviamente di seguire tutti i nostri account dove vedete top goal, top parate, video curiosi, reel e quant'altro. Grazie al lavoro di Pierluigi Grimaldi e del nostro team social con Alessandro Moretti e tutti gli altri. Serie A Beach Soccer, la pagina su Instagram e su TikTok. Condividete, mettete like. I social del Beach Soccer saranno attivi tutto l'anno. Il beach non si ferma mai. Curiosità, interviste, gol, giocate per vivere la magia del Beach Soccer 365 giorni all'anno. Qui Murato Elliott, Palmacci apre lateralmente, poi la Vanga ricama per Elliott, è finito per terra Palmacci. Anche un break per lui, Elliott la butta fuori 59 secondi alla fine del secondo tempo. E gioco bloccato, cronometro bloccato, gol di Palmacci in una partita che era tiratissima, Attilio, di una pesantezza enorme. Sì, pesantezza enorme, adesso è rimasto a terra, si è lamentato anche coach Sannino, ma l'arbitro ha visto così. Mancano 38 secondi, c'era stato un piccolo problema al crono, sistemato. 38 secondi alla fine di questo primo tempo, tirato da uno strappo però il Napoli Beach Soccer in questa ripresa, la stessa cosa che ha fatto il Catania Beach Soccer stamattina col Catania SSD. Sembra molto simile il tipo di partita, molto più sicuro e abituato il Napoli, come è sembrato il Catania Beach Soccer rispetto al Catania SSD e al Friuli Venezia Giulia. Non so se sei d'accordo. Sono d'accordissimo, ti dico che però il Napoli sta facendo un processo molto importante per una maturazione. Cosa mancava al Napoli negli anni? Quell'istinto di saper gestire certe partite anche quando iniziava le gare da favorito, no? C'era sempre quel momento in cui si disuniva. È una squadra che adesso ha pazienza, palo intanto di Ietri con la Vanga che non trova il tap-in. Ti dicevo, è una squadra che ha pazienza, sa quando colpire, ha fatto una campagna acquisti meno altisonante rispetto ad altri anni, e qui ancora Palmacci che ormai vola e basta. E intanto se va questo gol di Pablito Palmacci, mi sembra la stessa dinamica Peppe Di Giovanni di Roberto Baggio Albertini nel 98 in Francia. Questa è una citazione per noi che siamo anziani. Il pubblico, lo so, che posso fare. Però so. Baggio la sfiorò di tanto così al mondiale francese del 98. Ed è stato lo stesso esterno di Pablito Palmacci. Si chiude il secondo tempo, io vado sulle panchine. Sì, vai sulle panchine, fra poco ci risentiamo con Attilio. Vi ricordo, al termine di questa gara non finisce qui, nuovo link, nuova storia, una classica del beach soccer, perché seppur con 6 punti in regular season non si può sottovalutare una squadra come l'Epicar San Benedettese, che ha vinto 3 scudetti 2014, 2017, 2019, giocherà contro Formai Viareggio, ce la racconterà il nostro Matteo Santi con Attilio Scuderi sempre a bordo campo. Poi ovviamente domani tutte le gare a perdere le potete seguire, giusto Marco? Tutte le gare a perdere le potete seguire, le 2 gare a perdere sul canale Beach Soccer Italia. Non saremo mai sul nostro canale ufficiale Lega Nazionale Dilettanti, perché dalle 17 saremo su DAZN domenica. Stessa cosa, le prime 3 partite a perdere fino alla finale terzo e quarto posto sul canale Beach Soccer Italia. Poi dalle 16:30 Showtime DAZN, prima finale femminile dalle 18, poi finale maschile. Dopo la finale spesso, anzi sempre, ce ne siamo andati, abbiamo finito così. Invece noi quest'anno non finiamo, andiamo avanti 1, 2 e 3 agosto con l'ultima tappa stagionale, playoff di pool promozione Serie B, e poi anche la magica Final Four Under 20 con la finale giovedì 3 agosto ore 18:30, ultimo evento della stagione su DAZN. Attilio, dimmi cosa hai spiato sulle panchine. Tra poco torniamo da Attilio, che mi sa che è ancora in missione. No, sono qua. Allora, ti dico, panchina del Friuli Venezia Giulia, dove Russo ha detto dobbiamo giocare con Elliott di più, perché se no non funziona. Quindi ha chiamato il gioco con il portiere a tutta la sua squadra, molto ma molto di più. Poi i suggerimenti di Schirinzi, che è entrato e ha dato alcune indicazioni a Ietri e anche a Dellamidi. Ha detto giocate larghi, state sempre larghi, ma venite dentro anche per scompaginare un po' le competenze che ha la fase difensiva del Napoli. Dall'altra parte Sannino vuole una squadra più intelligente,
nel senso ha detto non è possibile che ogni volta che andiamo a pressare si prendono fallo, no, non lo voglio, dobbiamo tenere di più la palla, dobbiamo avere molta più personalità, questo è il nostro tempo, ha detto. Beh, direi anche perfezionismo quello di Sannino, perché la squadra è vero che ha sbagliato qualche ripartenza, però il Napoli ha gestito con maturità la partita. Sì, assolutamente, adesso si chiudono a cerchio le maglie azzurre del Napoli, le scelte di Sannino in questo terzo tempo vedranno nuovamente Battini tra i pali, torna dal primo anche Moxedano assieme ad Antonio, e poi il roster viene completato da Pablito Palmacci, indicazioni vai sempre largo da parte di Sannino, e Kuman che chiude, mentre Friuli che riparte con Elliott, Spacca, Tagliarui, Ietri e Dellamidi, e questo è un po' il quintetto che vuole sempre proporre Russo. Prima dell'inizio del terzo tempo, ovviamente torniamo a parlare della nostra pagina social, avremo top goal e top parate anche per questa Final 8. Poi sulla pagina, sulla sezione dedicata al beach soccer su DAZN avete visto tutte le clip di riassunto delle tappe. Arriveranno altre 3 clip, quella che racconta la Final 8, quella che racconta la Final 4 Under 20 e quella che racconta i playoff di Pool Promozione Milano, Sicilia, Chiavari e Cagliari a partire dall'1 agosto. Moxedano, palla che sbatte sulla sabbia, la parata di Elliott. Gioca su Spacca ancora con Elliott, vediamo se, come ci diceva Attilio, il Friuli comincia a forzare la giocata su Elliott. Qui rovesciata di Ietri, Palmacci può ripartire, accelerazione di Palmacci, vuole Moxedano, nasconde il pallone, Moxedano, buona giocata, poi è la Midi, irrompe e torna da Elliott. Nuovamente su Elamidi, stop e ammortizza andando su Sandro Spaccarotella, torna da Elamidi lì contro Kuman, nuovamente verso Elliott, palleggi di Elliott che va a largo a destra su Spacca, nuovamente sul portiere svizzero, possesso palla infinito, quello dell'FVG. Battini può ricominciare la Palmacci. I suggerimenti di Schirinzi, Peppe, sono soprattutto per Ietri, che deve stare sempre profondo, lo vuole sempre alto nella fase di possesso. Battini, palleggi e destro, la palla esce veramente di pochissimo e dalla nostra postazione lo abbiamo visto veramente di nulla. La conclusione di Battini, intanto la testa da parte di Ale Ietri, palla sul fondo. Lancio per Palmacci. Palmacci cerca Moxedano. Elamidi tocca dietro per Elliott. Elliott verso Spacca. Nuovamente Elliott, possesso di palla verso Spacca che vuole il destro, palla che finisce direttamente sul fondo. Palmacci apre verso Antonio, vicino c'è Kuman corre contro Elamidi, prova ad accelerare, Kuman dietro per Antonio che congela ancora il possesso del pallone. Sì, mancano alcune scalate da parte del Friuli Venezia Giulia, adesso Russo ha dovuto chiamare, veramente siete troppo alti, e quindi il Napoli, quando vede quegli spazi davanti, la profondità, uno come Antonio manda Kuman, manda Paolo Palmacci, adesso sta per entrare anche Fabio Sciacca, richiamato proprio da Sannino. Vedo però serenità sulla banchina dell'FVG, cioè non c'è apprensione in questo momento, nonostante il -2 stanno cercando, no, di provare a seguire quello schema lì con più partecipazione di Elliott. Poi è complicato contro una squadra così. Moxedano sul fondo, ma in che condizione è Moxedano? No vabbè, ma veramente non so che tipo di dieta stia facendo. È incredibile perché diventa pericoloso ogni volta che si gira. Sì, hai ragione, dalla panchina del Friuli Venezia Giulia arriva molta calma, anche adesso prima nella giocata calma, non bruciamo palloni, questa anche quello che sta chiedendo Russo, ma sta anche evidenziando anche Schirinzi. Palmacci per terra, la Mini dice di giocare, Spacca la butta fuori, momento
di tensione, devo dire, in dei quarti di finale, almeno fino a questo momento, derby compreso. Il derby era la partita che da questo punto di vista temevamo di più, molto corretti. Ci sono state molte meno polemiche oggi che in tante partite di regular season. Qui Indicazioni, Peppe, da parte di Sannino a Koeman, soprattutto nei suoi movimenti con e senza palla. Sciacca poi si è lamentato del fallo su Palmacci, adesso è stato richiamato anche dall'arbitro, adesso è entrato nuovamente in campo Fabio Sciacca ed è pronto a restituire il pallone. Sciacca può ridare il pallone all'FVG, la butta in fallo laterale dall'altra parte, non la prende benissimo Spacca, si ripiazza dietro il Napoli, ovviamente ha anche portato via qualche secondo col cronometro che poi è stato stoppato e adesso nuovamente parte all'indietro. 8,5 circa alla fine, servono 2 gol all'FVG per portarla all'overtime. Elliott in palleggio, Elliott collabora con Sandro Spaccarotella, fallo su Antonio, netto fallo, calcio di punizione, sacrosanto cartellino giallo per il giocatore svizzero. Attilio Antonio continua ad arrivare sempre in anticipo su tutti. Peppe, c'è Elamidi che è andato dall'allenatore, da Russo, e ha detto però vedi è la seconda, terza volta che sono libero, Elliott non mi vede, gioca solo su Spacca. Sì. Questa è l'indicazione di Elamidi al suo chiaro allenatore. È chiaro, Atti, non so se sei d'accordo che c'è anche un'altra chiave. Elliott comunque ha fatto una sola tappa con l'FVG e questo non può far diventare il meccanismo che ci ricordiamo nel Terracina, che era perfetto, no? Tutti sapevano quello che dovevano fare. Se il 2-2 non lo sviluppi con continuità, è chiaro che poi questo gioco perde quell'attimo, perché poi vive su attimi il 2-2 con l'anticipo sul secondo, sul primo palo. Se giochi poco con Elliott, sei anche poco abituato. L'FVG che ha avuto un grandissimo portiere nel suo percorso, che è stato Capozzolo. Sì, Capozzolo, però ti devo dire anche un'altra cosa, non c'è la stessa proprietà di palleggio che aveva il Terracina di D'Amico come qualità. Quello diciamo era senza un nulla monumento togliere di questo gioco, insomma. Senza nulla togliere, infatti quel Terracina giocava con i 2 esterni d'attacco addirittura quasi nella linea di rigore, i 2 attaccanti vicini alla porta. Vabbè, diciamo che l'uscita palla con mentre ancora Battini su Elamidi, bravissimo Battini che mette in calcio d'angolo, e secondo me anche questa è da top parate, caro Attilio. Sì, questa secondo me è meglio di quella di prima di Caruso. Top parata di Battini, 7,50 alla fine della partita sulla rovesciata di Elamidi, Napoli FVG. Però vedi, è andato, scusami Peppe, come voleva Schirinzi, cioè largo Elamidi, poi dentro, come ha indicato l'ex monumento del beach soccer svizzero, e questo potrebbe dare fastidio al Napoli. Ti dicevo, Atti, mentre qui c'è contropiede in campo aperto, sono 2, Bochigna e Koeman. Bochigna da solo, non la passa Koeman, erroraccio di Bochigna, spara tosta Elliott, Koeman era da solo a porta spalancata. Diciamo che Bochigna non ha saputo fare Inzaghi e Koeman non era Barone. L'FVG recupera questo pallone con Tagliarui contro 2. Antonio ancora campo aperto, Koeman va da solo, Koeman stavolta lui vede Sciacca e fa una cosa a metà fra il tiro e il passaggio. Il Napoli si sta mangiando 2, 3, 4 gol in campo aperto. Sì, non è bellissimo perché queste partite sono appese a un filo, mancano 6,49, ancora c'è un'eternità, però Bochigna poteva fare sicuramente meglio e anche adesso Koeman poteva fare meglio e il Napoli avrebbe dato uno strappo importante alla partita con il +3. Bochigna dice calmi tutti. Per chiudere quel discorso sul Terracina, non ci siamo riusciti prima, c'era un'uscita palla con Duarte e Frainetti, cioè, quello diciamo non era male, diciamo. Elliott lungo per Tagliarui che fa lo scorpione, non inquadra la porta. Battini, più top parate che top gol in questi primi 3 quarti di finale scudetto. Bochigna surplus come sempre, ha tagliato Koeman e Bochigna, destro strozzato Tagliarui, ripartenza, lancia Cinquini, c'è De Baronio che, anzi Salvadori che accompagna, non viene servito. Allora Antonio recuperato, palla giocata verso Koeman. Tantissimi movimenti che aiutano gli altri giocatori offensivi del Napoli. Adesso ha un'occasione, la posizione è defilata, però vediamo cosa accade.
Koeman contro Elliott, posizione come hai detto bene tu, defilatissima quella per Miguel Santiso. Koeman, ottimo tiratore anche da quella posizione. Vediamo che si inventa. Parte Koeman, rasoterra, Elliott in maniera non pulitissima mette il pallone in calcio d'angolo. Problema per Elliott che si è fatto male alle nocche, credo, per questo intervento su questo destro di Koeman. Qui Ietri dà una mano al suo portiere. Sono già quasi pronti a bordo campo Farma e Viareggio ed Epicar San Benedettese. Io vi ricordo che stasera invece sono previsti i Beach Soccer Awards, ore 21:45 circa, grande serata di gala. Sarai tu, Attilio, a presentarla insieme a Valentina Caruso. Vabbè, io, Valentina Caruso. Vabbè, Valentina Caruso con la tua piccola partecipazione. Io sono la balena della favola di Pinocchio. Esatto. Oggi stai facendo delle metafore fantastiche. Bochigna, 1-1 con Ietri, vi dicevo, una serata che poi, Marco, correggimi se sbaglio, vi racconteremo con una clip su DAZN. Qui Elliott se la cava su Koeman, una clip, un estratto con gli awards che ripercorreranno il ventennale del beach soccer, con premiati di altissimo spessore sia a livello tecnico che a livello di organizzazione, di una storia, quella del beach soccer, che insomma ci ha raccontato tantissimo e continuerà a raccontarci grandi emozioni. E qui fallo di Koeman su Ietri, calcio di punizione per l'FVG. Molta tranquillità, ti dico Peppe, da parte di tutte e due le panchine. Ora indicazioni da parte di Russo anche a spaccarotella. Sannino molto silenzioso e i 2 gol di vantaggio dice molto. Adesso Russo ha alzato la voce, ha detto 5 minuti, diamo tutti. Adesso Sannino sta parlottando con Antonio, dice non perdere mai la marcatura ma rilancia subito, guarda sempre testa alta sui movimenti dei tuoi compagni lì davanti. Elliott torna da Spacca, vicino a lui Elliott, alla non affonda, palla verso Elamiti, vuole apparecchiare la rovesciata, Elamiti con Antonio, eccolo qua il fallo che ci sta, perché è stata ostacolata la giocata di Elamiti, protesta tutto il Napoli. Qui però giustamente, o meglio, c'è una postilla perché Battini dice la palla era sopra la testa, non era più in possesso di Elamiti. È una decisione molto al limite, sinceramente. Si lamenta molto la panchina, moltissimo la panchina del Napoli. La possiamo rivedere al replay, ci può stare quello che stavi dicendo tu sul fallo fischiato in favore di Elamidi. Viene ammonito in questo momento Stefano Caruso. E Stefano Caruso mima, ti devo dire Peppe, in questo caso dice quando l'attaccante va indietro non è mai fallo per la squadra difendente. Cioè, questo ultimo, perché allora sul penultimo controllo di Elamidi, ricordiamo la regola, la palla deve essere in pieno possesso dell'offendente, a quel punto il difendente può solo saltare in parallela senza attaccare attivamente la giocata del giocatore che in questo caso stava facendo la rovesciata. Qui sull'ultimo controllo di petto è vero, io mi sono spinto subito nel giudizio, Elamidi si porta il pallone sopra la testa ed è quello che Battini e che tutta un po' la panchina del Napoli stava segnalando ai direttori di gara. Però siamo, diciamo, al limite, è un episodio molto molto complicato. Sì, siamo al limite, il movimento va indietro e la media è un movimento in effetti un po' anomalo perché chi rovescia cerca di mantenere la perpendicolare sul primo stop. Diciamo che quando poi la palla viene meno al contatto con il petto, con proprio il possesso del giocatore e quindi va laterale o come in questo caso sopra la testa, si può permettere in quel caso l'intervento di un difensore come ha fatto Antonio in questo caso. Anche se il difensore deve sempre tendere a non alterare il volume della stessa perpendicolare a colonna, lo chiamiamo così. E qui ci vorrebbe un commento tecnico arbitrale, magari l'anno prossimo lo tiriamo fuori. Coinvolgiamo gli arbitri nel commento tecnico, vediamo cosa facciamo un commento tecnico arbitrale che peraltro si fa con Luca Marelli su DAZN, lo potremmo fare qui magari con Saverio Bottalico o col grande Johnny Matticoli che ha arbitrato benissimo per tanti anni.
Qui intanto si è fatto molto male la Midi. E intanto ci sono i tamburi Sì. della Torsida di Viareggio e cominciano a farsi sentire. E la Midi viene scortata all'uscita su questo contrasto. Vediamo se la Midi sarà in grado di battere il piazzato. Vi ricordo, come sempre, calcia chi subisce il fallo, a meno che non sia fallo indiretto, oppure, come in questo caso, il giocatore non sia impossibilitato a calciare. Infatti la Midi esce fuori dal campo, gioco fermo a 4,54 dal gong, possibilità per l'FVG di regalare alla partita agli spettatori gli ultimi 4,54 di pura follia. E qui la Midi stava uscendo e secondo me appena si è reso conto, no Atti, correggimi, che doveva andare a calciare questo rigore, ha detto guarda, a me non mi interessa, io rientro. No, più che altro si sarebbero alimentate molte proteste sul cambio. E la Midi... sul cambio che non era stato nominato prima, quindi vabbè, lasciamo stare, sempre regole da questo punto di vista, sì, applicate al beach soccer, quindi e la Midi ha detto vabbè, sto qui, batto io, amen. E la Midi contro Battini per la doppietta personale, ma soprattutto per regalare un finale aperto a ogni soluzione. Vediamo quanta rincorsa si prende la Midi, che in genere non esagera, rincorsa di media lunghezza. Parte la Midi, forte centrale, doppietta di Al-Sedin e la Midi 2-3. Adesso può diventare un problema la gestione del risultato in questo finale di partita per il Napoli. Sì, diciamo che adesso è partita che dalla parte del Napoli dovrebbe essere 0-0 per motivazioni, per tutto, non ancora con un gol in più. Dall'altra parte tanto entusiasmo da parte del Friuli Venezia Giulia. Russo cerca di muovere i suoi, stesso discorso sta provando anche Sannino. Vedremo questi ultimi 5 minuti di gioco. Kuman è alla... Occhio però ad Antonio, forte sul fondo. Adesso diventa ancora più uomo chiave Elliott, che gioca vicino verso Tagliarui. C'è Salvadori davanti, Elliott in palleggio. Alla lo conosce perfettamente perché hanno giocato insieme per tanti anni. Spacca, torna da Elliott, doppio scambio, fa la navetta, Alla in mezzo ai due svizzeri. Elliott, palleggio, cambia lato verso Spacca, arriva Kuman a pressare, Spacca cerca Ietri, testa di Antonio, Alla su questo pallone, nasconde Alla contro Spacca, che poi riesce a recuperarla. Salvadori prova a passare, Antonio però ha un altro fisico, non commette fallo, fa uscire il Napoli con Kuman, palleggia e palla per Alla che gioca, Alla si ferma al momento di calciare, gioco ancora fermo, il terzo tempo non scorre più, 4 alla fine, cronometro bloccato. Sì, gesto di grande fair play da parte di Alla, perché il Napoli era ripartito ed erano soli, erano 2 contro 1, sarebbe stato gran contropiede anche perché Alla era tutto solo e poteva anche calciare in porta. Secondo me non gli avrebbe detto niente nessuno, però è una linea sottile, Peppe Di Giovanni, quella del fair play. C'è anche chi ci marcia sulla regola stessa. Elliott restituisce a Battini, entrati negli ultimi 4 della partita. Palmacci torna da Battini, ha visto Antonio, adesso Battini lungo per Alla, palla complicata per Ovidio Alla, 1 contro 1 con Spacca, mette il corpo Alla, 1 contro 2, rimessa su Elliott, è uscito su Kuman, lascia scorrere Kuman sul fondo a porta vuota. Spacca, 3 minuti e mezzo alla fine. Davanti c'è Tagliarui, palla corta per Elliott, tra poco negli ultimi 3. Ietri, rovesciata di Ietri, Tagliarui quasi salva sulla linea inavvertitamente, incredibile. Tagliarui è una sfinge, Peppe, non c'è una smorfia anche nell'errore fatto. Ma poi non sembra sentire la fatica, qui chiaramente ha fatto un errore involontario. Battini cerca Kuman, prova a cambiare per Alla, è entrato un po' in confusione, un po' di braccino, come si dice nel tennis, il Napoli in questo finale di partita. Elliott
Alza questo pallone, guarda la porta, apre per Elamidi, accomoda la rovesciata, torna per Elliott. C'è tanto tempo per l'FVG per trovare un gol, per mandarlo all'overtime. Elliott palleggia, ha visto Ietri, calcia lui, non la miglior scelta, palla sul fondo, Battini guadagna qualche secondo. Adesso per Kuman, i tamburi cominciano a suonare sempre per il Viareggio, che fra poco entrerà in campo. Battini la passa ad Elliott, vuole segnare da lì, follia di Elliott che la regala ad Antonio Elliott. Poi Palmacci ha recuperato questo pallone, lo ricicla per Antonio, vince il contrasto, non è novità, non c'è fallo neanche qui. Allora Elliott, ultimi due, palla lunga, Kuman e Tagliarui. Kuman se la ritrova, non va indietro da Battini, va invece da Palmacci che tornerà dal suo portiere. Battini, palla in braccio, cerca Miguel Santiso. Kuman, testa di Tagliarui, rimessa per il Napoli che vale molto sull'out di destra. Kuman con in aria Alla che viene incontro, Alla verso Kuman fermato da Spacca, intervento pulitissimo, ripartenza Tagliarui per Spacca, ha visto ancora Elliott, ultimi 90 secondi. Spacca non benissimo in questa gestione di palla, torna per Elliott va a lungo a cercare Lamidi, Antonio lascia lì e allora Peppe, vedo un Napoli, ti devo dire, non fantasticamente messo bene dal punto di vista fisico, Diciamo che secondo me, non so se è fisico, probabilmente pure, ma io credo anche mentalmente. Giallo sulla panchina del Napoli, non credo per Sannino, ma credo per Giovanni Oliva, il massaggiatore. Esatto. No, ti dicevo, mentalmente il 2-3 di Elamidi ha proprio spaventato il Napoli. Sì, però guarda, per esempio, Paolo Palmacci, sta per entrare Sciacca, adesso viene ammonito anche Elamidi. Il messaggio di Paolo Palmacci a Sciacca, giallo anche per Antonio. Sì, giallo anche per Antonio, ma ti dicevo il messaggio di Paolo Palmacci, ma stiamo calmi noi, siamo noi sopra, teniamo questa palla, gli ha detto a Sciacca. Sciacca abbraccia Elamidi, bel gesto fra i due, con Sciacca che va a calmare il 19 del Friuli Venezia Giulia. Ultimi 75 secondi della partita, il Napoli è in possesso di palla con Alex Battini. Adesso può riprendere il gioco con Battini, palla in mano. Antonio vicino, di testa all'indietro per Alex Battini. Palleggi di Battini che va profondo a cercare Sciacca che fa il pivot. Ietri molto bene, Tagliarui, sandwich, Palmacci, forse un fallo, sì un fallo, punizione per il Napoli. No, per l'FVG, palla trattenuta alla terra di Palmacci che si dispera. Sì, ha fischiato l'arbitro la punizione in favore del Friuli Venezia Giulia, probabilmente come hai detto tu, perché Palmacci ha nascosto la palla, anche se aveva subito la carica, no? 2 contro 1, però non aveva permesso il regolare sviluppo del pallone. 62 secondi, allora X non è finita qui, fra poco nuovo link, nuova storia, c'è un Matteo Valenti che straborda di passione per il quarto di finale fra Viareggio e Samb. Spacca su questo pallone, tiratore libero, era fallo indiretto quello di Palmacci, allora c'è un ottimo tiratore da lontano come Sandro Spacca. Occhio anche a rimbalzo sulla sabbia che può rivitalizzare la posizione di Elamidi e Tagliarui. Spacca in porta, forte Battini. Ultimo minuto di Antonio Battini, Tagliarui quasi da Kung Fu, Battini indietreggia, poi cerca la porta a destro che finisce sul fondo, ha recuperato ancora Elliott, lungo per Tagliarui, rovesciata Antonio. Calcio d'angolo, non so quanti palloni ha rimpallato in questa partita, in questa stagione Antonio, che poi viene spinto via da Ietri, cronometro bloccato. Tagliarui pronto a battere il calcio d'angolo, avvertenza di Pavone in area di rigore, visto che tutti si trattengono, palla dentro per il tacco, Ietri, Battini,
mostruoso, e poi Ietri commette fallo. Battini. Ietri con il sinistro trova la parata di Battini. Cosa ha preso Battini? Che parata ha fatto Battini? 34 secondi alla fine, paratona di Battini su Ietri. Guarda, ti dico, anche qui da bordo campo un istinto pazzesco da parte di Battini, che ha salvato il Napoli dal pareggio del Friuli Venezia Giulia. È Che stata una partita che ha grandissima fatto il parata. Friuli Venezia Giulia. Che partita, che stagione. Ma Comunque andrà. l'avevamo anticipato, Peppe, perché era una squadra che veramente poteva essere la grande sorpresa. Cosa sarebbe anche. stato con De Mais oggi? Infatti. Calcio di punizione per il Napoli. Battini ha fatto una parata eroica sul sinistro di Ietri. Calcio di punizione per il Napoli. Ultimi 34. 3-2 dice il punteggio. Napoli sopra. Ora punizione per Koeman. È andato lunghissimo il terzo tempo. I primi due sono finiti praticamente subito. 40 minuti di gioco nel terzo tempo, per farvi capire quanto è stato fermo il gioco. Koeman vicino da Battini, ovviamente rosicchiano secondi. Battini va a lungo verso Sciacca, controllo, Sciacca in aria contro Elamidi che non deve commettere fallo perché sarebbe rigore. Elliott, Sciacca si allaccia con Elamidi, spacca, Sciacca lo va a pressare, palla per Elliott, subito per Elamidi, non è comodissima, 16 secondi. Ultima azione della partita. Elliott alza per Elamidi, rovesciata, la palla diventa buona per Ietri, testa di Antonio, poi spacca, non bene, Koeman in isolamento, Koeman giù, non c'è niente, Elamidi poi spacca, fallo, punizione, 2 secondi e 4. 2 secondi e 4 e allora c'è ancora luce per l'FVG e Elamidi a battere la punizione. Crampi per Elamidi, vediamo se la batterà lui, ma insomma prima è uscito con una benda sulla nuca ed è rientrato per calciare il rigore del 2-3. Ultima azione della partita, questa con Elamidi che andrà a calciare. Spacca lo aiuta sui crampi. Elliott ha già la palla in braccio. Elamidi si è rimesso in piedi, ha una maschera di sabbia a Zedine Elamidi. Calcio di punizione molto centrale, appena dietro rispetto alla bandierina che delimita il cerchio di centrocampo ipotetico. Peppe, Eccoci. solo per dirti che c'è stato un dialogo tra il pallone ed Elamidi. Sì, proprio ha parlato al pallone Elamidi. Beh, E lo ha baciato prima di serve sistemarlo una preghiera. adesso nel Tiro cono. libero per l'FVG, l'ultima chance per mandare la partita all'overtime. Elamidi pronto a calciare. Va lui con il destro, parte Elamidi, Battini, alza anche l'area spinta, finisce così per il secondo anno consecutivo. Lanza la Napoli, va in semifinale scudetto, giocherà domani a partire dalle 17 contro il Catania in diretta su DAZN, fra poco con uno dei protagonisti, con Attilio Scuderi. L'FVG esce a testa altissimissima dalla Final 8 scudetto, perde 3-2 contro una squadra che ha vinto la regular season di scudetto senza il suo miglior giocatore. E adesso il protagonista ce lo aspettavamo con Attilio Scuderi, l'elisir di eterna giovinezza, Paolo Palmacci. Ci siamo, eccoci qui a bordo campo. Con Peppe Di Giovanni abbiamo chiesto e ci chiedevamo: ma che cosa sta mangiando Paolo Palmacci? Cioè, questo elisir di lunga giovinezza, hai fatto 2 reti, una più bella dell'altra. No, intanto grazie per i complimenti. Niente, come ho detto l'altra volta, ancora tanta voglia di divertirmi e soprattutto c'è la testa per lavorare, per allenarsi
sempre al 100%. E questo qua comunque devo ringraziare molto lo staff, soprattutto il prof, che ha fatto un lavoro eccezionale. Senti, la stessa voglia del Napoli, perché oggi non era facile. Questo Friuli era anche senza De Mais, vi ha fatto sudare parecchio. No, non era sicuramente il Friuli della Serie B, diciamo, perché con Elliott, Tagliarui e Amati è una buona squadra. Noi abbiamo provato a dare il 100%, ci siamo riusciti, abbiamo sofferto un po', però era la prima, adesso testa a domani. E adesso Catania. Adesso Catania. Da adesso in poi sono sfide tra le migliori d'Italia, quindi può succedere di tutto e speriamo che la buona sorte giri dalla parte del Napoli. Grazie a Pablito Palmacci, la linea sempre alla postazione dai due magnifici a Becker e Poncerello. Grazie ad Attilio Scuderi a bordo campo, grazie a Paolo Palmacci. Adesso è tutta di Matteo Santi, l'ultimo quarto di finale. Viareggio, Samb. Per oggi è tutto, grazie da Peppe Di Giovanni, a domani.